Rassegna stampa del 17 luglio, buongiorno, da TG Plus. La pagina di Venezia, e qui naturalmente la nuova di Venezia e Mestre dedica praticamente tutta la prima pagina alla tragedia del Redentore. Si schianta e muore in barchino Riccardo Nardin, 28enne di Cavallino Treporti, finisce contro una bricola nella notte, era diretto al Lido a riportare probabilmente le amiche. Lui guidava questo barchino, è anche tra l'altro esperto perché è capitano sui lancioni, quindi è uno che sapeva guidare la barca. Probabilmente è successo qualcosa che verremo a sapere, o forse non verremo mai a sapere, ma ci sono le indagini in corso. Le regate in lutto, prima l'Alzaremi, poi la vittoria di Zaniol e Trabuio, poi c'è stato anche un post del sindaco che ha parlato di questa faccenda. Le necessità urgenti adesso con l'analisi per evitare le tragedie con queste bricole. Non è la prima volta comunque che succede, negli anni è successo altre volte che qualcuno sbattendo addosso ha perso la vita. Un carrello a peso d'oro, 2 anni, 104 euro in più, ecco l'assalto alle spiagge, 1 milione di presenze, il quinto figlio nasce in tenda, fiocco azzurro nel camping, bung dello yoga, 15 società e centinaia di nuovi iscritti a Venezia, Cavallino e litorale. Insomma, abbiamo detto a rovescio quando abbiamo riportato le notizie, ma insomma se state guardando avete visto il colpaccio della Revier, arriva Tucker, insomma, o Tucker. Vediamo un attimo l'immagine anche del Gazzettino di questa mattina, un patto per frenare gli sbarchi, l'intesa tra Unione Europea, Italia e Tunisia, paese africano, 105 milioni da impiegare in controlli alle frontiere. L'accoglienza, la linea di Zaia e quell'idea di Piantedosi, ma anche il Gazzettino, dedicando le notizie venete, parla di Venezia e della tragedia del Redentore che si schianta contro una bricola, questo ragazzo di 28 anni, e altri 2 morti in montagna, sbaglia il sentiero e precipita, corsa in montagna, stroncato. Sono 2 casi differenti. E dal fumo ai giochi, il Galateo in spiaggia, come ci si deve comportare. Un'occhiata veloce la diamo al Corriere della Sera, rapidi, visto che non abbiamo il Corriere del Veneto, il lunedì non esce. Giovanotti cade in bici, filma i soccorsi, e questa è poi l'ha messa sui social, insomma si vede quello che sta facendo. Ha avuto fratture multiple, diceva lui, fa un male cane, effettivamente me lo immagino. Giustizia, lo stop di Meloni, concorso esterno, mi concentrerei su altre priorità. Nordio dice piena sintonia, il ministro veneto. L'intervista a Tajani, conta separare le carriere. Poi la settimana dei 40 gradi, come difendersi dal caldo. Ecco, questo interessa un po' a tutti perché questi sono giorni difficili per quanto riguarda il caldo. I migranti, firmato il memorandum tra UE e Tunisia. Vediamo un po' rapidi anche la pagina generale di Notizie Plus. Morto il trevigiano Monsignor Luigi Bettazzi, Zaia grande figlio di questa terra. La Fitch Ratings conferma l'alta affidabilità finanziaria della regione Veneto. E poi vediamo anche altre notizie. San Pietro di Feletto, è andato a fuoco l'impianto fotovoltaico sul tetto di una casa, e anche qui viene riportata la notizia del barchino che oltre una bricola, giovane sbalzato in acqua e muore. E purtroppo queste sono le notizie, ma bisogna, insomma, le abbiamo dette anche noi. È tutto dalla rassegna stampa, a domani.